Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Pers, bentornati qui con questa, questa guerra gallica nel paese delle Gallie che è volta proprio a spingere e allontanare i Ceni dai nostri territori, diciamo dalla Gallia in generale. Ovviamente l'obiettivo nostro è anche quello di espandere Roma perché queste terre sono ricche di risorse. Abbiamo visto che a Gergovia abbiamo dell'oro, dove è il giacimento, eccolo qua, che è in costruzione, quindi questo ci darà tantissimo denaro. Infatti vedete come le casse dello Stato sono aumentate. Prima di questi turni qua prendevamo sui 6.000, 7.000, adesso abbiamo quasi raddoppiato, quindi sono molto molto contento, anche perché il denaro che recupereremo da queste lotte, da queste, diciamo, incursioni che stiamo facendo, servirà per finanziare poi la campagna d'Egitto. Campagna d'Egitto che è ferma un po' al palo perché mancano i rifornimenti. Abbiamo una legione pronta che si deve sistemare. E poi ne abbiamo un'altra, anche lei in promozione, diciamo in rifacimento, in espansione, ecco, che ha bisogno anche lei, insomma, di risorse, di fondi. Mi drenano veramente tanti fondi. Non solo, ma anche abbiamo questa legione che per adesso è impegnata con la rivolta degli schiavi, che non so dove accadrà, ma c'era un pop-up che mi diceva che si sarebbero ribellati, quindi la sto preventivamente spostando. E soprattutto, ragazzi, ricordiamoci che abbiamo bisogno di portare la flotta al massimo. C'è stato nello scorso episodio un evento che ci ha dato, mi sembra, non era tanto la qualità delle navi quanto ci ha fatto degli sconti sull'acquisto delle navi, perciò vanno assolutamente comprate nel prossimo turno. Vedremo, ragazzi, vedremo. Allora, cosa facciamo in questo giro? A questo giro qua. Allora, di sicuro andiamo ad attaccare Cenabum con questa legione e andremo a saccheggiarlo molto probabilmente, in modo tale da recuperare un po' di denaro. Io non ho bisogno di prendermi Cenabum, anzi, finché Limonum e Gergovia non saranno stabili, non penso che vorrò andare a conquistare più avanti. Sicuramente prendere Bibracte potrebbe essere. Fatemi vedere un attimo quali sono le zone. Ok, quindi questa qui che non conosciamo. Ok, potrebbe essere sicuramente qualcosa che mi potrebbe aiutare, perché mi andrebbe diciamo a spingere i Liceni molto a nord. Però onestamente non lo voglio fare adesso perché ho proprio bisogno di denaro. Quindi quello che voglio fare è razziare e poi dopo vedremo, ragazzi, vedremo. Anche perché i nostri alleati di un tempo, diciamo coloro che avevamo liberato, che si sono espansi tantissimo, adesso non ci vedono più di buon occhio. Quindi, se vi ricordate, dopo una difesa del territorio in seguito all'incursione nemica, ecco qua, guardate, ci mancano addirittura, qua ci mancano le truppe, dobbiamo recuperarle. Siamo dovuti poi, cioè stiamo cercando di ritornare nella zona di Mediolanum barra Coria, perché insomma non mi fido molto di questo nostro alleato. E poi, se non sbaglio, la spia, fatemi controllare, eccola qua, sta risalendo, eccola. Allora la muovo già adesso, così per non avere noia successivamente, però la andiamo a muovere proprio verso nord. E poi dovrebbe essere anche l'altra spia. Dove sta? Allora fatemi controllare dove sta la spia. Una, eccola qua, ok. Ah, ok, è già ferma e ci controllava Cenabum. Dobbiamo poi andare verso nord perché noi non sappiamo cosa c'è in queste zone. Per noi, dicevo giusto a un utente che mi aveva scritto un commento, noi non conosciamo queste zone, le abbiamo sentite, ma sono delle zone che per noi sono estremamente pericolose. Diciamo che il nostro limite superiore nelle terre gallo-germaniche è Coria. Coria che ci dà comunque, ci dà la possibilità appunto di avere una visione un po' più a nord, ma al di là delle Alpi noi non conosciamo nulla. Neanche, forse Noreia avevamo conosciuto perché eravamo andati a attaccarla un sacco di puntate fa. Ma poi non siamo mai andati oltre. Siamo rimasti sempre all'interno di questa cerchia di montagne e delle Alpi. E quindi insomma tante cose nuove per Roma. Vedremo come affrontarle. Va bene, io vado avanti con il fine del turno
E vi dico sempre, come sempre, malvenuti in queste nuove puntate. E anche buon anno. Qua la guerra continua tra i nostri... tra le varie fazioni minori. Non si danno per vinti. Non si danno per vinti. Mantenimento troppo costoso. Eccola. Guarda, guarda, guarda. Neanche a farlo apposta. Guardate ragazzi. Meno 11.000. Porca miseria. Cosa cacchio ho fatto? 11.000 ragazzi. Altro che andare a fare costruire eserciti, cose, eccetera. Qua siamo a meno 11.000. Porca miseriaccia. Allora, portiamo intanto la flotta nel vecchio mare. Ragazzi, altro che costruire, meno 11.000. Io vorrei capire come funziona qua il discorso dei soldi. Siamo passati da un anno di amore, cioè di tanti soldi in arrivo, a meno 11.000. Ok, va bene. Allora ragazzi, qui va aumentato il carico fiscale. Le guerre costano. Se io faccio così siamo comunque meno... Madonna, meno 5.000. Però mi viene da dire che almeno a questo giro lo devo fare per forza. Allora, facciamo una bella cosa. Partiamo con le incursioni, in modo tale da recuperare un po' di denaro. Non spendo nulla. Vediamo un attimo qual è la situazione. Allora, l'altra spia quanto ci impiega ancora? 3 turni per arrivare qua. Anzi, di più ancora. Mamma mia, per muoversi. Allora, qui abbiamo visto che intanto non c'è nulla. Andiamo un po' più a nord, giusto per vedere. Ok, sembrerebbe che questa zona sia lasciata a se stessa. Ok, quindi... no, però adesso se torno indietro non ce la faccio, arrivo al ponte. Bella cavolata. Allora a questo punto continuiamo ad andare avanti e scopriamo un po' il territorio, cose che non abbiamo mai visto ragazzi. Quindi... Ah ok, il territorio quindi non si ferma al fiume ma arriva fino a qui. Quindi questa città sembrerebbe essere isolata. E allora se è isolata, tra l'altro qui Roma, vabbè, lasciamo perdere. Non ha neanche recuperato. Va bene. Cavoli, ma io dico, ma con tutti gli stramaledetti soldi che ho investito in queste città, cioè non ho neanche un minimo di rientro a livello economico. Scusa, perché qua non ho neanche un'industria. Dovrei iniziare a convertire, tipo qua, dovrei iniziare a convertire un po' di anche questo. Anche questo, vedi, sono tutti investimenti che dovrei fare. Guarda anche qua. Qua non ne parliamo, guarda quanta roba posso fare a livello economico. Ma ci vogliono i soldi ragazzi, anche qui. Ma ci vogliono i soldi, perché è tutto bello, ma senza il grano, guarda qua, anche... Purtroppo questi territori qua sono un po' lasciati a se stessi, ma... Niente, dai, allora, iniziamo con la prima incursione, mal che vada, dovrò ridurre un po' il numero di uomini, magari... ridurrò questo numero qua per forza. Vabbè, adesso vediamo, dai. Allora, attacchiamoli. Sconfiniamo, mi spiace per i Namneti, ma non mi interessa. Allora, qui direi che siamo in una situazione di vantaggio assoluto. Fatemi vedere. Me ne rimangono, se in modalità equilibrio, 73%. Per me ci sta, perché tanto io alla fine devo colpire, rientrare e voilà. E poi andare a saccheggiare. Quindi direi che va benissimo così. Mamma mia che strage. Vabbè, l'avrei dovuto forse giocare, però va bene. Ok, allora non l'andiamo a occupare. Razziamo. Fatemi vedere. No, io devo fare saccheggiare se non sbaglio, vero? Perché razzia tengo l'insediamento, ma io non voglio tenerlo. Non catturo l'insediamento. Poi abbiamo radia al suolo e libera. No, andiamo a saccheggiarlo.
Ci prendiamo solo 4.000, ragazzi. Poca roba, Poca roba. Poca roba. Ce ne torniamo in casa base per curarci un po' le ferite. E magari, appunto, come vi dicevo, per recuperare un po' di denaro rientriamo di queste truppe. Adesso siamo a 12.000 di truppe, ok. Stesso giochino qua. Io posso, vediamo se riesco in questo turno a dare appoggio. Sì, riesco. Allora, niente, qui andiamo un po' alla cieca. Ci muoviamo pian piano, seguendo i sentieri. Questa nebbia fastidiosa, nuvola maledetta. Ok. Portiamo questa legione sul confine, diciamo sulla strada. Sembrerebbe a posto, non vedo truppe nemiche. E quindi facciamo il giochino del prendere la città. Qua mi trova da solo. No. Io devo intervenire con l'altra mia legione. Ok. E adesso direi che siamo molto più in vantaggio. Anche qui non la vado a giocare perché, esatto, dovrebbero rimanermi un bel po' di uomini. Andiamo magari in modalità di protezione, giusto per, ma... Ok, perfetto. Il peso delle due legioni si fanno sentire. Tra l'altro questa legione con l'aquila, bella. Andiamo anche questa a saccheggiare. Solo 4.000. Vabbè, però diciamo che una legione non si è fatta praticamente nulla quello di rinforzo. Allora, siamo andati a saccheggiarla. Guardate l'altro, meno 105. Madonna. E anche qua meno 105. Questo sicuramente farà infuriare i nostri alleati. Allora, questa in realtà deve tornare qua. Perché perché cioè recupera sicuramente gli uomini da questa posizione. Questa invece c'è tutta la città ancora in costruzione. Ok, ragazzi, perlomeno il prossimo turno non andiamo, non andiamo in bancarotta. Ora io vorrei fare qualche investimento, però ragazzi, mi trovo veramente in una situazione di... di... una situazione difficile. Questo non sarebbe male. Il reintegro, anche se volevo fare delle torri io. Allora, villaggio romano. Anche qua bisognerebbe fare questo. Vabbè. Allora, potrei fare un villaggio romano che costa poco e mi dà un po' di denaro e mi difende sicuramente la cittadina. Però, ragazzi, boh, sono veramente... Ho bisogno di denaro. Allora, vediamo se il prossimo... Allora, facciamo prima di tutto Gergovia, che è questa, ok. Cerchiamo di rafforzarla. Ok, abbiamo ancora un po' di denaro. Interessante qua i cavallini. Sarebbe interessante. Più 100 ricchezza arrivata al bestiame. Non sarebbe per niente male. Tra l'altro qui stiamo facendo una villa. Dai, facciamo anche questo. Comunque sono ancora nella soglia. E va bene così. E il resto, ragazzi, lo faremo man mano. Cioè... più della crescita per turno. Non sarebbe male. Non sarebbe male, dai, non straffiamo, non strafacciamo con i soldi, straffiamo, vabbè, insomma, avete capito. Guardate, addirittura posso arrivare fino a qua. Allora, portiamola qui, dai, questa legione. Siamo sotto di un uomo, di una cavalleria, vediamo quanto mi costa. 1000, no, vado sotto. Niente, ce la teniamo così, tra l'altro... Che unità è questa che sto guardando, scusate? Ah, belle. Belle. Sarebbe bello fare poi anche delle unità un po' ibride. Vabbè, ci penseremo. Intanto gli diamo un forte. E ok, qui almeno una legione potente ce l'abbiamo. E direi che basta così perché... ci sarebbero anche le navi da comprare. Vediamo quanto mi costano, giusto per capire. 1.300, se io la prendo 12.000 e vado in bancarotta. Allora fatemi vedere, dai, qualche nave la devo prendere, ragazzi, perché insomma, tipo questa, la quadrireme d'assalto, secondo me
Me la posso permettere. Esatto, dai. Almeno una, ne compriamo una. Vediamo il prossimo turno. Allora. Allora, ci sono delle abilità da assegnare. Me le ero perse. Allora. Una alla nostra legione. Ah, ok, gli diamo un sacco di esperienza. Gli diamo il massimo. Armatura, assolutamente. E per me va benissimo così. Esperienza, esperienza, ancora. Vediamo se posso... meno costo di mantenimento, ma non è che mi serva più di tanto. Fanteria più... sì, dai, più abilità offensiva. Poi abbiamo, immagino saranno... ah no, pensavo fossero gli altri generali. Ho aumentato anche l'esperienza loro. Ah no, del veterano. Ok, va bene, vediamo. Più ordine pubblico, capacità di movimento, assolutamente. Assolutamente, anche perché in Egitto i movimenti sono molto... cioè le distanze sono molto lunghe, quindi ci serve assolutamente. Ok. Anche qua, ragazzi, potrei prendere, effettivamente, potrei prendere anche un dignitario e cercare di recuperare un po' di tasse. Ah, no, ho spostato la spia, porca miseria. Porca miseria, mi sono dimenticato. Ho perso un turno di movimento con la spia. Vabbè, ragazzi. Eccoli qua. Attenzione. Cosa vogliono fare? Mm. No, ragazzi, ho paura. Ho paura che vogliano scendere con le flotte. Questa potrebbe essere una mossa veramente ottima da parte della IA, perché mi prenderebbero alle spalle. Tanto loro alla fine i territori in Gallia non è che gli interessino più di tanto. Non lo so, ragazzi. Il problema è che io non è che posso spostare la mia flotta. Cioè, io ho una flotta e non posso spostare la mia flotta a nord. Cioè, lontana dall'Egitto. Se no la campagna dell'Egitto non inizio più. Bancarotta. No, dai, ma come ho speso troppo? Non è vero, mi è avanzato 114. Beh, almeno questo mese siamo in positivo. Allora, portiamo subito... ok, le mie legioni al di qua del territorio. Eccoli qui. Ragazzi, vi togliete dalle scatole o mi dovete far incazzare? C'è un altro modo per rientrare. Sì, ma è proprio un modo di cacca, eh. A proposito, fatemi vedere un attimo qua cosa sta succedendo. Dove stanno... vedete, stanno andando verso il porto. Stanno andando verso il porto. Porca miseria. Allora, mettiamoci al di qua del ponte. Se questi mi attaccano, madonna, quante sberle che gli devo dare a questi. E ci mettiamo in modalità... bah, no, dai, teniamoci così. Il problema è che qui adesso non mi si cureranno le truppe. Allora, io direi... siccome mi spaventa il fatto che ci siano questi... e non vorrei che facessero dei giochini brutti. Andiamo di qua con questa legione. Tanto qui sono coperto, dai, c'ho questa qua. Dai. E questa la utilizziamo per portarci qui. Perché ho paura. Ho paura che questa qua poi ci impiegherà un casino arrivare qua. Infatti, vedete, sono 2 turni. No, no, no. Meglio di no. Anzi, a questo punto proprio la vado ad allontanare, così mi dà anche un minimo di visione.
E posso decidere se andare a destra o a sinistra per attaccare. Qui gli faccio prendere le provviste. Allora, forse non si è rivelata del tutto brutta come questa... il fatto di aver lasciato questa spia, perché io adesso la utilizzerò per andare a vedere il mare. Eh sì, signori, utilizziamo le spie per controllare anche il mare, perché... ok, non sembra ci siano particolari, per ora, flotte. Però io ho visto qualche movimento qua che non mi piaceva. No, ho visto. E devo stare attento, molto attento. Va bene, allora direi che questo turno lo finiamo qua perché non ha obiettivamente senso andare a rompere le scatole ulteriormente. Intanto abbiamo costruito una nave, però ecco, purtroppo perderò il bonus della costruzione delle navi, vabbè. No, non ci posso fare nulla, ragazzi. Non posso essere ovunque. Allora, potrei portare la flotta di qua, ma quanto tempo ci impiega per arrivare qui a nord? Cioè, no, troppo tempo. Dai, la lasciamo ormeggiata, magari se non mi dà il tratto negativo. No, me lo dà invece. Allora, la mettiamo qua fuori dal porto e non la facciamo entrare per ora. La mia legione, tanto non c'ha i fondi adesso, se ne va ancora un po' più a nord. E aspetta, qui c'è... ok, qui siamo a posto, qui siamo a posto. Mi fanno gola, mi fanno gola. Allora, andiamo a vedere un attimo, facciamo un po' di intelligence, visto che la parte... ok. Visto che la parte delle... sembra che non ci sia nessuno comunque. Visto che la parte delle navi, diciamo la costa l'ho persa, andiamo di qua e vediamo un attimo. Poi quando dichiarerò guerra perderò anche questa tratta commerciale, perciò non vedrò nulla. Avrò perso anche le informazioni derivanti dal commercio. Va bene, dai. Io direi andiamo avanti e cerchiamo di tenere a galla l'economia. Non voglio aumentare la tassazione perché... ho paura di un'esplosione all'interno dell'impero. Cioè dell'impero, della Repubblica. Per quanto riguarda proprio i cittadini. Eccola qua, guardate. Ah, ci hanno fregato. Devo assolutamente ritirarmi. No, ci hanno inseguito. Allora, però, questa cosa... no, ragazzi, no. Ecco, una cosa che io ho odiato sempre in Rom 2... che la fuga te la fa dove vuole lui. Qua, ragazzi, abbiamo perso una legione, La nonna Rapax senza cavalleria. Mamma mia, che disastro. 0%, ragazzi. Dai, la andiamo a combattere. Potrebbe essere una battaglia di Teutoburgo questa? Potrebbe essere sì, ragazzi. Qua ci spianano, ve lo dico. Senza se e senza ma, qua ci spianano. Bravi gli Iceni che hanno sfruttato la mancata visione. Bravi. Ah, ragazzi. La nebbia, proprio come Teutoburgo, ragazzi. Mamma mia, dove sono i nostri nemici? Ma sono davanti a noi. Ma dove sono? Non ditemi veramente che combattiamo non attaccati al fiume. Cioè, dove sono i nostri... scusate, No, ma dai, i nemici sono qua. Ma il mio esercito che è girato dalla parte sbagliata. Forse perché ci vuole dire che arrivano anche da questa direzione. Aiuto! Ragazzi, allora, la situazione è grama. Qui c'è un attraversamento. Va bene. Qui ce n'è un altro. Allora, potrebbe essere una buona situazione, visto che non ce l'abbiamo alle spalle, venire qua. Proviamoci, ragazzi, perlomeno. Allora, la cavalleria... mamma mia, che è conciata malissimo. Non so neanche se affidargli il generale, onestamente. Vabbè, adesso... gliela mettiamo, ma...
No, il generale lo voglio tenere vicino alle truppe perché è l'unica cosa che dà morale. Allora, la cavalleria la nascondiamo, la mettiamo qua e se ne sta lì. Mamma mia, non si vede niente, niente si vede. Questi sono i più resistenti, li mettiamo vicini al generale. In realtà questi li mettiamo vicino al generale. Questi sono in realtà delle buone truppe e ce le mettiamo qui davanti. Ok, facciamo una roba del genere. Ok, loro li mettiamo qua. E poi ragazzi abbiamo la legione. La legione grossissima. Scusate, la legione, il manipolo di uomini grossissimo lo mettiamo qua. La corte e poi abbiamo lo scorpione. Allora qui non sarebbe male come punto di difesa, in realtà. Ah, scorpione mettiamoli qua, dai. Cavalleria sta qua, teoricamente. Vabbè, adesso ci andiamo a disporre. Adesso ci andiamo a disporre. Allora, non sarebbe male neanche. Allora, magari così. Loro dovrebbero mettersi in questa zona. Fatemi vedere dove. Ah, non me le fa vedere. E allora, cosa mi dai questi suggerimenti inutili? Voglio vedere dove sono i miei amici. Allora. Diamogli un comando comune a questi. Ci giriamo e li attendiamo. Qua ci arriva. Fatemi vedere. Sì, qualcosina. Aspettate, eccoli là. Li ho visti. Ok, quelli sono là. Allora, mettiamoci in un punto un po' più tipo qua. Allora, la cavalleria invece mi va qua perché devo spottare il nemico. È che volevo sfruttare. Guardate qua, eccoli qua gli altri. Ecco, però che brutto che mi fa vedere che me ne sono accorto solo perché ho visto. Cioè, è brutto, sarebbe stato molto più bello giocare senza questi segnalini, Sarebbe veramente bello giocare senza segnalini. Sarebbe veramente. Cioè, la nebbia sarebbe veramente pericolosa. Chissà, magari c'è una mod. Anzi, se qualcuno la conosce, mi scriva nei commenti. Allora, forse una mossa intelligente era andare a catturare questi subito. Sicuramente ci avrebbe assicurato. Ecco, vedete, sono spariti. Ci avrebbe assicurato un vantaggio, però. Dai, andiamo in recognizione un po'. Al combattimento proprio non mi andava. Eccoli qua, guardate che li vediamo. Sì, si stanno riunendo. Questa cos'è, cavalleria? No, uomini forse. Madò. Attenzione, attenzione. Via. No, via. No, cavoli, mi hanno anche intercettato. Dai, via, sfilatevi. Attenzione, ci hanno anche intercettato. Madò, che disastro. Vedete ragazzi, Roma, la campagna non sarà così semplice. Ok, si sono sfilati, torniamo indietro. Ovviamente ci hanno spottato anche loro. C'era tensione sul campo di battaglia. Sentiamo i loro passi in lontananza perché sono tanti, ma non li vediamo. La nebbia cela i loro movimenti. Si vede in lontananza forse un incresparsi dell'acqua, però ad oggi c'è precluso tutto. Riusciremo a resistere? O sarà il nostro campo di battaglia? Sarà la nostra morte? Ci siamo addentrati nelle guerre galliche, nei territori gallici. Territori pieni di pericoli, con foreste ampie, zone che non conosciamo.
Insomma, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Vedo una massa che sta arrivando alle nostre parti. Andiamo a vedere cos'è. Ed ecco, signori, la massa enorme di uomini che tra gli alberi riusciamo a vedere, nascosti nella foresta. E la vedete davanti a noi, un muro di uomini. Sono tantissimi uomini e sarà un bel problema affrontare. Si stanno schierando e non possiamo far altro che portare le informazioni al nostro generale. 1 hour later. Ok, ragazzi, tentano di raggiungerci e ci riescono. Non so perché siamo rimasti bloccati con la cavalleria. Porca miseriaccia. Siamo rimasti bloccati. Porca miseriaccia. La cavalleria nostra viene sconfitta tra le frasche. Guardate il combattimento. Si combatte, ma gli alberi sono loro alleati, ragazzi. La foresta di Teutoburgo, o meglio, la foresta è loro alleata. E i nostri fuggono dal campo di battaglia. Vedete che se ne stanno andando. Guardate quanti sono. Arrivano in massa. Ormai anche tutta la cavalleria romana ormai è andata. Piovono pilum, poi piovono frecce, pietre, sassi, piove di tutto sui nostri ultime resistenze romane. Ma ormai la cavalleria romana è completamente spacciata e si ritira dal campo di battaglia. È finito così il primo scontro. Siamo rimasti impantanati. Guardate quanti sono loro, ragazzi. Guardate quanti sono. Guardate che territorio enorme pattugliano. Noi cerchiamo di rimanere sulle nostre posizioni. Ormai vediamo che non c'è stato nessun attraversamento da parte del nemico, perciò ci ridisponiamo. Ecco qua la cavalleria che sta arrivando. Allora, la cavalleria la possiamo fare fuori, Se viene in solitaria così. Andiamo avanti anche la legione. Ok, vabbè, dai, con le frecce ce la stiamo facendo. Pilum, cose. Dai, una cavalleria gliela portiamo via. Ok, perfetto. Ricomponiamoci. Non tirate finché non ve lo dico io. Chi sta arrivando? Unità. Ok, vabbè, dai, una cavalleria l'abbiamo fatta fuori. Probabilmente non ci avevano spottato e quando ci hanno visto ormai era troppo tardi. Attendiamoli. Attendiamo. Fermi. Non ancora. Ok, fuoco. Vai, dai, che un po' di danni le facciamo. Dai. Forza. Attenzione a questa cavalleria maledetta. Ritiriamoci da questo lato. Chiudiamoci un attimo. Ok, si sono ritirati. Ok, allora no, rimettiamoci qua così. Attenzione, via. Bravi ragazzi, sparate su questi. Quadratoni. Ok. We await orders. Glory to Rome!
Legionaries! Missiles ready and waiting. Cut them down! Ready and waiting. Il generale dove sta andando esattamente? Torna qua. Ready and waiting. Ok ragazzi, stanno arrivando. Ready. Orders. Ricomponiamoci. Legionaries! At the double! Legionaries! Missile infantry! Ready and waiting. Rome is mother to us all! Ok. Romans, ready for duty! Primi scontri. Legionaries! Aspettate, parlo poco ma sono un attimo preso. Missiles ready and waiting! Jupiter gives us strength! Legionaries! Break orders! Double time! Jupiter gives Ok, la resistenza è abbastanza buona. Melee troops awaiting orders. Wow, siamo già messi così male. By your command. Wow, e questi? Orders. Six Domine. Ready and waiting. Legionaries. Pull back. Melee infantry at your command. Attenzione. Legionaries. Attenzione. Ready for duty. Victory for Rome. Legionaries. Andiamo a aiutarli. Jupiter gives us strength. Melee infantry at your service. Legionaries. Rome is mother to us all. Your orders. Ok, andiamo avanti. Ok, scusate il silenzio, ma ragazzi sto contemplando la disfatta. Ok, cerchiamo di aiutare queste truppe in qualche modo, distribuendo un po' il carico, ma difficile. General Legio Parati. Stiamo un po' al morale. Sons of Mars. Legionaries. Siamo un po' al morale, ma non è che non ci si può fare molto. Ah, qualche pietra arriva dagli scorpioni, ma hanno finito le munizioni anche loro. Dai. Dentro, dai ragazzi, cercate di resistere. Non è facile, lo so. Allora, generale, il tuo compito l'hai fatto. Andiamo a prendere quei maledetti arcieri. Allora, cerchiamo di colpire dal dietro prima questi, in modo tale da liberare qualche manipolo. Ok, qui qualcosa. Mamma mia, piovono polpetti. Dov'è il generale? No, 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 perché ti sei fermato? Dai, dai, dai. Cacchio sta facendo il generale? Ok. Allora. Vai, vai. Dai. Togliamoli, facciamo un po' di danno al morale a questi. Ok, perfetto. Dai, dai, dai. Vabbè, ma non è sufficiente. Torniamo indietro. Intanto i miei uomini iniziano a avere problematiche. Ok. Vai. Dai ragazzi. Dai ragazzi, forza, forza. Dai che scappano. Dai che scappano. Eccoli qua, buono, benissimo, benissimo. Li hanno falciati. Bene. Bene, guardate che scappano. Ok. Dai, dai. Andate a inseguirli prima che ci ripensino. Poi adesso devo andare a prendere questi arcieri, che mi stanno massacrando. Ah mia, sono tantissimi.
Ok, andiamo a prendere questi. Mettiamoci prima informazione, regroupiamoci. Così siamo più incisivi. È andata. Ci hanno sfondato il centro. Mezza parte del centro. Cerchiamo di recuperare, ma molto difficile. Tra l'altro la prima corte non è riuscita a resistere all'urto. La differenza è troppo elevata. Qualcosa di danno qua lo stiamo facendo, ma veramente, veramente poca roba. Veramente poca roba. Guardate, sì, il morale è basso. Mamma mia, ragazzi. Ok, ma adesso devo scappare via. Vediamo se riesco a salvare il generale, ma 21 uomini. No, via. Usciamo da qua. Troppo brutta questa situazione. Usciamone. Ok, perfetto, si sta ritirando. Vediamo se riusciamo a scamparla. Io a questo punto do... C'è il comando... no, non posso darglielo. Non c'è, vero? Di ritirata. No. Vabbè, continuiamo a combattere, ma la ritirata è l'unica possibilità ormai. Non c'è nient'altro da fare. Qualche truppa si sta ritirando, tipo questa. Vabbè, ragazzi, ci sta. Anche loro dovrebbero ritirarsi. Vabbè, andiamo avanti, ma non ha senso. Cioè, non la gioco neanche. Lascio passare solo il tempo e basta. Dai, l'importante è che il generale ce l'abbia fatta. Ok, stanno ritirando tutti. E è andata finita così. Va bene, ci sta. Ci sta, ragazzi. Non avevamo visione sul territorio. Loro comunque sono sempre galli, quindi cercheranno sempre di farci fuori. Allora, abbiamo subito 963 perdite, ragazzi. Molte. Però devo dire che anche loro ne hanno persi, Devo dire che anche loro ne hanno perse, perché... insomma, di batoste ne hanno prese anche loro. In particolare cavallerie. Molti mercenari anche da loro, tra l'altro. Va bene, dai. È andata così. Erano 6.000, ragazzi. Cioè, non potevamo fare niente. Forse se non avessimo battuto in ritirata e li avessimo affrontati sul primo attacco, forse saremmo riusciti a fare una vittoria pirrica. Non lo so. Vediamo. Che batosta incredibile. Tantissimi uomini. Più che altro con anche un'esperienza elevata. Tantissimi uomini, ragazzi. Si salva il generale. Per ora. Wow. Vediamo dove... No, niente. Non si salva nessuno. Di fatto ci hanno inseguito e ci hanno massacrato. Wow. Un'intera legione sparita, inghiottita nella foresta gallica. Wow. Che batosta incredibile. Qua insomma il Senato un po' vacilla, Sicuramente questo ci risolverà delle problematiche economiche. Questo di sicuro. Però ragazzi, mamma mia, che non si dica in Senato mai una cosa del genere. Che non tutto il male viene per nuocere quando sono morte delle giovani vite. Una legione potente come quella che abbiamo appena perso nella foresta.
Una morte, onorevole morto 10° Elio Varrone, ragazzi. Mamma mia, che strage. C'è morto pure un figlio. Vabbè, ce n'è nato un altro. Aquitania, banditismo e disordini. Te credo. Avranno esultato dopo una vittoria del genere, maledetti. I popolani. Mettiamoci qua, ragazzi, dai. Fortifichiamoci. Ragazzi, purtroppo è così. Abbiamo pagato l'assenza. Guardate qua che si sono imbarcati. Mamma mia. Allora, adesso concludo il turno abbastanza velocemente. Voglio andare solo a vedere per mare se ho delle sorprese. Per ora la spia non ci dà informazioni. Ragazzi, un bilancio veramente mostruoso, mostruoso. Allora, qui c'è la spia. Vediamo se riesco. Questa nebbia, questo freddo. Allora, portiamola qua per vedere se ci sono. No. Sembrerebbe non ci sia nessuno, sembrerebbe. Non lo so. Mi ero perso questo. Siamo senza difese qua. Qui cosa succede? Allora, potrei richiamare effettivamente la Liberatrix e portarla qui. Wow. Allora, ragazzi, niente. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa fareste voi al mio posto. Cioè, nel senso, Roma cosa dovrebbe fare? Perché, ricordiamolo, ragazzi, questa legione non ha la possibilità di reintegrare le truppe. Io a questo punto almeno la caserma la ma 6 turni. 6 turni sono veramente tanti. 6 turni sono veramente tanti. Va bene, dai. Fatemi sapere cosa ne pensate e poi vi leggo ovviamente nei commenti e poi deciderò il da farsi. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima.